Quello che vediamo in questa riproduzione in scala è un'Ape Piaggio. L'Ape Piaggio è un motocarro prodotto, come detto, dalla Piaggio che ha rappresentato da quasi 80 anni a questa parte, ha rappresentato il paesaggio dell'Italia intera, in quanto questo motocarro era ed è diffusissimo in tutte le regioni d'Italia ed è un motocarro che poi viene riprodotto su licenza in molti altri paesi del mondo, in particolare in quelli del sud-est asiatico, dove anche lì ormai da tanti anni è diventata una figura comune, diciamo, un mezzo di trasporto comunissimo e utilizzato grazie alle sue doti di economicità, di semplicità e di affidabilità. Diciamo che l'Ape Piaggio rappresenta, è un'icona di quello che oggi chiamiamo, con una inglesizzazione, come un prodotto del Made in Italy. Purtroppo questo Made in Italy adesso sta morendo, perché tra qualche settimana anche l'Ape Piaggio verrà prodotto esclusivamente in India. Quella che si chiama forma di delocalizzazione viene concretizzata una volta di più e in Italia non avremo più questo prodotto iconico dell'industria motoristica italiana, non lo avremo più in sede, cioè sarà di importazione proveniente dall'India. Questi sono gli scherzi che il capitalismo selvaggio, che la globalizzazione produce quando si arriva a una liberalizzazione del settore tale per cui, in assenza di uno Stato democratico che frena, che produce degli argini alle liberalizzazioni selvagge, in assenza di questo succede che le industrie e le multinazionali più grandi vanno a mangiare, a fagocitare quelle più piccole, determinando poi nei territori una desertificazione industriale e un impoverimento generale, un impoverimento che purtroppo noi in Italia stiamo assistendo in questi ultimi anni in maniera molto più veloce rispetto al periodo precedente. Questo perché con gli effetti della globalizzazione l'Italia si è dimostrata quello che è, un paese piccolo e quindi facilmente attaccabile da questo tipo di operazioni commerciali con lo sfondo di delocalizzare, cioè di trovare delle soluzioni economiche vantaggiose per chi produce e non tenendo conto del fatto che un'industria ha anche una ricaduta sociale sul territorio in cui è nato, e in questo caso ha anche una valenza simbolica e storica. Purtroppo però l'Italia non ha gli strumenti, come paese industriale, non ha purtroppo gli strumenti per resistere alla voracità delle grandi industrie internazionali, e in molti settori, compreso quello delle motorizzazioni, purtroppo l'Italia sta perdendo terreno, sta diventando un paese dove al massimo si arriva a produrre della componentistica, ma non più un paese leader come lo era fino a pochi decenni fa. Purtroppo il capitalismo selvaggio, che è l'effetto collaterale della globalizzazione, purtroppo porta a questi effetti. Sono effetti che appunto impoveriscono i territori e favoriscono la concentrazione di ricchezze in poche mani e vediamo che in Italia questo fenomeno è ancora più
è ancora più accentuato dal fatto che purtroppo in Italia c'è un alto tasso di corruzione e questo significa che per certi agenti speculativi è più facile entrare. Se ci fosse uno Stato democratico e una società civile matura, ci sarebbero degli argini e probabilmente quei processi che noi adesso sentiamo dire come il processo di privatizzazione verrebbero contenuti, quindi ci sarebbero dei settori che potrebbero essere sottoposti a delle liberalizzazioni e degli altri che invece non lo dovrebbero essere, oppure che viene contenuta quella liberalizzazione, quella privatizzazione. Purtroppo la storia della Pepiaggio è emblematica del fatto che l'Italia si sta impoverendo, sta perdendo terreno e sta perdendo diciamo, competitività rispetto agli altri grandi agenti dell'economia mondiale, come sono i grandi paesi emergenti, come ad esempio l'India, appunto, la Cina senz'altro ormai da più di 30 anni, ma anche il Brasile e altri paesi che un tempo consideravamo diciamo, economicamente subalterni rispetto alla nostra economia, al nostro livello di industrializzazione, ma che adesso piano piano si stanno invertendo le parti e l'Italia purtroppo sta andando verso un progressivo impoverimento, senza che la politica abbia gli strumenti per arginarli. Ci sono solo delle operazioni di propaganda, come ad esempio l'invenzione del Ministero del Made in Italy, del Made in Italy, che altro non serve che un pochino a tranquillizzare l'opinione pubblica su un processo che purtroppo è inarrestabile. Ed è inarrestabile perché lo Stato non è riuscito a creare degli argini, dei freni a questi processi.